Nubia di Greppi, Manhattan Trio, la terza fila con Lethal Must, Mozart Ban e Madison de Gloria, il favorito che corre senza i ferri davanti, allineamento che in qualche modo si completa, perde l'ala Nureyev Champ, lo stesso per Manhattan Trio, alla chiusura c'è comunque lotta per il comando, lo scatto di Matrix di Azzurra, fuori del quale ci sono Lopez B e Lilla Spin, lotta che prosegue perché Lopez vuole andare a rilevare il comando Matrix, lo fa all'ingresso sulla prima curva e adesso rimane di fuori Lilla Spin, poi ancora intanto galoppa Lilla Spin e così rimane scoperta Nubia di Greppi, che era partita bene nella sua scia dalla seconda fila, 14-9 la frazione, Lopez B in vantaggio davanti a Matrix di Azzurra, di fuori c'è anche Nandrea che ha preso la scia di Lilla Spin, alla corda l'1 di Lopola, viene subito in terza ruota Madison de Gloria, 15-8 la frazione, lo anticipa con grande decisione Nagasaki Jet, ma il gruppo è compattissimo alle spalle di primi con alla retroguardia Lethal Must, Noyoda e Mozart Ban. Si va di fronte, prova a rallentare per quello che può Raspante, 16-2 la frazione, Nagasaki Jet ha scavalcato tutto il treno esterno, non ha trovato l'anticipo di Nandrea, cammina sempre il leader, 800 decisamente buoni per la categoria, 15-2 la frazione, vuol dire fare 1-3 scarsi, Nagasaki sempre di fuori, in scia leader Matrix di Azzurra e Lopola ovviamente sin dal via. Adesso intanto 15 secondi di frazione, muove ancora Madison de Gloria dopo il chilometro, però la sua risalita è notevolmente pesante perché in terza ruota scoperto da un giro. Lopez B che cammina sempre, Mozart Ban agli ultimi 800, paletto in 15-3 nella scia di Madison de Gloria, la scia di Mozart Ban è rilevata da Lethal Must, arrivano i numeri alti della perizia, 700 alla conclusione, cala invece a centrogruppo, traguarda lontano Nubia di Greppi, frazione in 15-7, Lopez B in vantaggio, Nagasaki Jet di rincalzo, si muove Mozart Ban richiesto da Chiara Nardo, rimasto un po' impagnato nel gruppo anche Nandrea che ha perso delle posizioni, cala Matrix di Azzurra al paletto di 1600, frazione in 15-3, in vantaggio Lopez cavallo B. numero 12, Manhattan Trio squalificato. Manhattan Trio nelle retrovie, va di fuori ancora Nagasaki Jet in anticipo su Mozart Ban, poi ancora cavallo numero 9, Nagasaki Jet squalificato. 15-7 la frazione, ha galoppato Nagasaki Jet, il che dà ancora un vantaggio a Lopez B su Madison de Gloria, poi Matrix di Azzurra, fuori di tutti c'è Nandrea sul traguardo, Madison probabilmente va ad apparigliare completamente Lopez B, 1-17-8, poi c'è da vedere al largo Nandrea, al centro della pista Lethal Must e ancora in lotta Mozart Ban. Per quello che riguarda i numeri del quintè possiamo andare a vedere magari il replay della retta d'arrivo con l'errore esiziale di Nagasaki Jet che lascia ancora vita al comando Lopez B che era preda della lieva di Pistone, sul passo è in vantaggio Lopez B, ma altrettanto sul passo si rifà vivo Madison de Gloria che sul traguardo lo appariglia completamente, 1:17.8 il tempo del vincitore, e poi c'è da rivedere ancora appunto una volta la retta d'arrivo perché sono tutti richiesti, provati dalla corsa, ma comunque ancora grintosi a lottare. Mozart Ban con il 14 ma fuori e non inquadrati ci sono Castiello con Lethal Must e Romanelli con Nandrea a giocarsi il quintè col riporto. Forse Sandrino Fonte vince una grande corsa, usiamo il forse per il terzo e ancora in quota il 14 di Mozart Ban e poi è strettissima tra Nandrea e Lethal Must, comunque a parte il numero 4 di Lopez V tutti numeri alti di perizia per questo Memorial Renner, c'è il 15 di Madison de Gloria appunto a lottare con Lopez B la vittoria, poi il 14 di Mozart Ban che dovrebbe essere netto terzo e ancora il 10 di Andrea al largo di tutti con all'interno Lethal Must a lottare per quarto e quinto posto che probabilmente daranno un vincitore di quintè.
restituiamo la linea alla regia con il dubbio di chi si intitola il premio Pino e Giordano Renner.